In linea con le nuove istanze del New Green Deal, siamo tutti cittadini, aziende e istituzioni chiamati ad attivarci ad ogni livello per il contenimento delle emissioni di CO2 e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Da anni il Comune di Udine ha fatto proprio questo orientamento, sia nella pianificazione ordinaria del territorio, sia nello sviluppo di azioni modello e sperimentali. Grazie al progetto Alp Grids, un'iniziativa triennale finanziata da fondi europei, il Comune di Udine ha sperimentato l'attuazione della recente normativa europea su comunità di energie e microreti. Una comunità di energia è lo strumento per raggiungere 3 obiettivi: incentivare l'uso delle rinnovabili, evitare le perdite nel trasferimento di energia su lunghe distanze e premiare il bilanciamento tra produzione e consumo tra utenze limitrofe. Nell'ambito del progetto Alp Grids sono state prese in considerazione le 2 tipologie di comunità energetica previste dalla normativa vigente. La prima, relativa ai 4 edifici locati in via Sabbadini, prevedono un autoconsumo collettivo di energia rinnovabile da parte delle 36 utenze presenti. La seconda, relativa a 3 edifici comunali: Museo Friulano di Storia Naturale, la scuola primaria d'Orlandi e l'asilo nido Dire Fare Giocare, a costituire una comunità di energia rinnovabile. Lo sviluppo dei 2 casi studio ha visto la stretta collaborazione con importanti protagonisti della transizione energetica, quali APE FVG, Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, DEMEPA Milano e il gestore nazionale dei servizi elettrici. Il carattere sperimentale di Alp Grids non ha risolto il progetto semplicemente in una buona pratica. L'esperienza maturata ha prodotto ricadute sugli strumenti di pianificazione con cui l'amministrazione indirizza la città verso un futuro di efficienza e sostenibilità ambientale. Nel nuovo PAESC comunale, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, sono state introdotte 6 azioni specifiche per lo sviluppo e la promozione delle comunità di energia. Le azioni non si concentrano solo su aspetti impiantistici, ma anche sulle istanze informative di quanti sono interessati a vario titolo alle tematiche green ed agli investimenti correlati. In risposta a queste esigenze, grazie ad Alp Grids, è previsto un punto informativo rivolto al settore privato, frutto di un tavolo di coordinamento tra il Comune, APE FVG e Federconsumatori FVG. Il coordinamento a livello locale e nazionale e le conseguenti sinergie nate grazie ad Alp Grids hanno definito un modello di riferimento replicabile per nuove comunità di energia, ad opera di altri soggetti sia pubblici che privati. Un tassello importante per Udine e il territorio nel raggiungimento degli obiettivi in ambito energetico dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.